Gentili amici del Grande Futsal, buon pomeriggio da Gabriele Papolle e benvenuti al Palapoli. Da qui seguiremo insieme la sfida tra femminile Molfetta e Lazio, valida per la terza giornata del campionato di Serie A Tesis. Prima di iniziare diamo uno sguardo alle formazioni partendo dalla formazione arbitrale. I signori Raffaele Buonocuore di Castellammare di Stabia e Matteo Ottaviani di Trieste al crono, Francesco Chimienti della sezione di Bari. La Lazio di mister Daniele Chilelli con Diana Monteiro, Pantano, Conticelli, Siclari, Barca, Masaro, Bettigna Costa, Genif, Ruffini, Partene, Riccio e Morello. Risponde la femminile Molfetta di mister Iessi con Sciannamea, Enrico, Pernazza, Caballero, Calè, Ginosa, Dell'Ernia, Valenzano, Sousa, Luna, Piccino, Bocale, l'allenatore mister Diego Iessi. Lazio 3 punti in classifica, la vittoria all'esordio sul parquet del Montesilvano, KO nel derby contro la Women Roma di una settimana fa. Dall'altra parte la femminile Molfetta, il pareggio all'esordio per 2-2 contro la Soccer Altamura. La sconfitta invece di Cagliari per 4-1 di domenica scorsa. Squadre già sul parquet: Monteiro, Siclari, Conticelli, Barca e Pantano per la Lazio, Sciannamea, Enrico, Calè, Pernazia, Caballero per mister Diego Iessi. Queste dunque le scelte di formazione in casa Lazio. Da segnalare l'assenza di Brenda Moreira, non a disposizione di mister Chilelli. È iniziata in questo momento femminile Molfetta Lazio con Siclari che lancia in avanti il primo pallone cercando il colpo di testa di Pantano. Sciannamea in due tempi la tiene lì e prova subito la corsa di Pernazza. Primo pallone toccato da Pernazza con la maglia della femminile Molfetta, assente nelle prime 2 giornate di campionato. Oggi fa il suo debutto la calcettista con la 11, subito titolare, subito nello starting five, giocatrice di esperienza e di qualità. Caballero salta la prima avversaria, resiste alla carica di Pantano, poi per Enrico cerca l'imbucata, chiude Conticelli, sarà calcio d'angolo. Subito su buoni ritmi questa sfida, sono andati via i primi 33 secondi. Grande movimento sulla panchina del Molfetta, di fatto tutte le giocatrici di movimento a scaldarsi. Caballero alla battuta della rimessa, l'imbucata, chiude Barca anticipando anche il suo portiere, rimessa laterale, guadagna anche 1 metro adesso il Molfetta. Caballero, occhio al movimento di Calè, alza la testa Caballero, cerca la scucchiaiata, Monteiro la lascia per Calè, palla sul fondo, il primo tiro della gara è di Calè dopo 41 secondi, palla sul fondo. Cecilia Barca, Siclari, Conticelli, Siclari ancora sulla pressione di Calè. Conticelli ha il problema di sbarazzarsi di questo pallone. Pantano contro Enrico, resiste Pantano, Pernazza prima di tutte, Caballero in avanti dove non c'è nessuna, rimessa laterale a favore della Lazio. Brava qui nella riaggressione Siclari. Barca, Siclari in avanti, subito da Pantano, corpo a corpo con Enrico che ha la meglio per un attimo. Poi Barca resiste ma torna Pernazza su di lei. Eccola Pernazza, cambia banda per Caballero che alza la testa. Caballero cerca di mettersi in proprio, si allunga il pallone, palla fuori. C'era Pernazza che si era liberata a ricevere sul secondo palo. Buona trama offensiva del Molfetta, Barca in possesso. Conticelli alza la testa, va da Valentina Siclari, numero in banda di Siclari, Calè con la marcatura preventiva direttamente in tribuna, rimessa laterale a favore della Lazio. Pronta Siclari, movimento senza palla di Pantano che viene a calciare, trova la deviazione di Chiara Pernazza, si resta lì, 1 minuto e 32 secondi andati via. Pronta ancora Siclari, palla fuori per Barca, ancora murata, ancora da Pernazza, ancora rimessa laterale per la Lazio che resta in pressione. Siclari, Barca, gran palla, Pernazza legge bene, poi prova a far correre Caballero, Monteiro in vantaggio, direttamente fuori. Squadre che si sono affrontate già nel precampionato, era il Memorial Sandri, la vittoria della Lazio per 4-1 nella prima semifinale. Molfetta che poi ha chiuso al terzo posto il
quadrangolare imponendosi contro la Roma ai rigori. Ma è calcio d'estate, tutta un'altra storia rispetto al campionato. Ancora una rimessa laterale intanto per la Lazio, che resta in zona offensiva con Barca e Siclari che si scambiano questo pallone. Cerca l'imbucata, il rimpallo torna buono per Calais, che non parte però. Allora Calais, Enrico controlla con la suola, cambia banda, Pernazza con un po' di spazio davanti a sé, vede la panoramica per Caballero, a memoria per Calais, un attimo troppo lungo questo passaggio, buona l'idea, applaude il Palapoli e Monteiro rimette in gioco la sfera, affidando il pallone a Cecilia Barca, il capitano della Lazio. Siclari, senza palla va Barca, che però non riesce a controllarla. C'è Betigna che si scalda per Mister Chilelli, mentre Valenzano e Andrea Luna sono le prime due chiamate sul cubo del cambio da Mister Iesi. Enrico riceve, Shonamea, palla per lei, rischia un po', torna all'indietro da Enrico. Alza la testa per Nazza. C'è Caballero centralmente che prova a far correre Enrico, rimpallata, Enrico preferisce ragionare. Da per Nazza, poi Calais. Con calma il Molfetta, Calais cerca l'imbucata, Siclari prima di tutte. Avanza palla al piede, poi controlla male, torna Enrico, Shonamea con i piedi da Calais. Per Nazza, Enrico, è partita Calais, Enrico l'ha vista, cerca il passaggio, Calais in qualche modo la tiene viva. Calais, poi Solata, prova a farsi spazio, trova solo maglie gialle però davanti a sé. Poi Conticelli riceve questo pallone e salta secco a Caballero. Centralmente un attimo Enrico, poi Calais subisce il tunnel di Barca. Pantano prova a far correre Barca, la palla termina direttamente fuori, rimessa laterale, primo cambio per Mister Iesi, fuori Caballero, dentro Andrea Luna, pronta anche Valenzano, credo entrerà al posto di Pernazza. Shonamea, avanza palla al piede, cerca poi Luna, palla che però è irraggiungibile per la giocatrice spagnola del Molfetta. Dentro Betigna, fuori Pantano, e dunque adesso va lei a fare il pivot. È entrata anche Genif con la maglia numero 10. Pernazza per un attimo, Calais la mantiene in campo, la fa passare per Luna, in mezzo a tre, Luna fermata da Genif, poi Siclari, poi Betigna, Costa avanza in mezzo a due, bene per Genif. Barca ha spazio davanti a sé, lo prende, Barca calcia, Shonamea in qualche modo, poi Pernazza suolata, elegante e precisa per Enrico che avanza palla al piede, prova poi a far correre Calais, imprecisa nel passaggio, rimessa laterale. Si gioca su ritmi elevati, ci sono delle imprecisioni da una parte e ci sono delle imprecisioni dall'altra. Regna l'equilibrio dopo i primi 4 minuti del Palapoli, 0-0, rimessa laterale per Genif. In avanti da Betigna, Luna per un attimo, resiste Betigna che prova a girarla verso il centro, arriva Andrea Luna in rimessa laterale. Chiama lo schema intanto Mister Chilelli dalla panchina. Siclari posiziona il pallone per la rimessa laterale, dietro da Barca, cerca di cambiare banda, capisce tutto Valenzano, rimessa laterale. Genif, brasiliana, classe 97, Shonamea in anticipo su Betigna, poi va da Andrea Luna. Enrico nello spazio Luna, Enrico va da Calais che subisce il fallo di Genif e calcio di punizione, primo fallo del primo tempo, lo commette la Lazio con Genif da Silva Machado. Fuori Enrico, dentro Simona Ginosa e dentro anche Gaia Dell'Ernia al posto di Calais. Quartetto inedito dunque per Mister Iesi. Dell'Ernia cerca Valenzano, controlla in qualche modo, poi lotta e recupera palla. Valenzano non riesce ad arrivare su questo pallone di Ginosa. Allora Genif da Betigna prova a girarsi e lavorare questo pallone all'indietro per Barca. Larga c'è Siclari che non riesce però a controllare il passaggio del capitano della Lazio, che adesso torna in panchina. Dentro Barbara Masaro, ex Lamezia, CMB Pero, giocatrice di esperienza e qualità. Dell'Ernia cerca Luna, al rimpallo favorevole alla spagnola che cerca Valenzano. Valenzano, limite dell'area di rigore, deve girarsi, arriva il raddoppio di Siclari, poi Genif, rimessa per il Molfetta. Valenzano che ha perso forse l'attimo giusto per calciare subito verso la porta di Diana Monteiro. Ginosa la battuta della rimessa.
Movimento senza palla per liberare Luna, che controlla. Luna, Valenzano non la prende. Allora Monteira. Lancio lontano per Betigna che cerca la girata. Scianamea la vede all'ultimo e smanaccia in rimessa laterale. 5 minuti, 0-0 al Palapoli tra Molfetta e Lazio. Sigla ribatte la rimessa. Occhio a Genif e occhio a Betigna. Sigla ridà a Masaro all'improvviso. Palla sul fondo. Si era liberata bene per calciare la 7 della Lazio. Un po' ferma qui la difesa del Molfetta che ha rischiato, mentre Scianamea deve velocizzare le operazioni di messa in gioco del pallone. E lancia lontano cercando Ginosa. Controlla Ginosa. Bene da Dell'Ernia. Ancora Ginosa. Va a lottare con Genif corpo a corpo. Irregolare, calcio di punizione per la Lazio. Aveva controllato bene Simona Ginosa, poi le è mancato forse lo spunto per andare verso la porta. Un fallo a testa per le due squadre. 0-0 il punteggio. Genif. Masaro sulle sue tracce Luna. Masaro allora alza la testa, cerca la parallela per Betigna. Brava Dell'Ernia a chiudere, poi Ginosa in avanti, prova a correre Valenzano, eccola Valenzano che va verso la porta. Montero ci mette il piattone del piede, sarà rimessa laterale per il Molfetta. Si incarica Ginosa della battuta, chiama lo schema la 70 biancorossa. Dell'Ernia lascia lì Ginosa, Luna. Salta per un attimo Masaro, arriva Siclari come un treno, salta la prima e salta la seconda. Poi torna indietro, non aveva spazio per proseguire la sua rincorsa. Masaro, pressata da Ginosa, rischia tanto Masaro e alla fine concede rimessa laterale sulla pressione vincente di Ginosa, che viene anche incitata dalla sua panchina e dalle sue compagne di squadra pronte, Sousa e Piccino in casa Molfetta. Probabilmente potrebbero essere loro le prossime due mosse di Mister Yessi. Ginosa batte la rimessa. Luna calcia veloce, intercetta e parte Genif. 3 contro 2 potenziale della Lazio. Genif, Betigna, Masaro, gran palla. Luna chiude la diagonale e mette palla in rimessa laterale. Non soddisfatto Mister Chilleri della modalità di esecuzione di questa transizione di Genif. Siclari, Betigna controlla per un attimo in mezzo a due, tocca Dell'Ernia, tocca Ginosa, rimessa laterale per la Lazio. Ancora Siclari, incaricata delle battute. Masaro non ci arriva, Luna sì, fa correre Valenzano, sola contro Monteiro, subisce il ritorno di Siclari che ha probabilmente tolto la serenità giusta a Valenzano, che infatti si dispera, calcia male con l'esterno. Il Molfetta qui ha gettato alle ortiche una buona chance per passare in vantaggio. Barca in avanti dove però non c'è Costa, che aveva fatto un movimento sulla banda opposta. Scianamea per Dell'Ernia, palla nuovamente giocata dal Molfetta. Dell'Ernia, poche idee, bene Barca, poi Ginosa per un attimo. Genif, pressata da Luna con un fallo secondo il signor Matteo Ortaviani. Calcio di punizione per la Lazio. Secondo fallo del Molfetta, rientra Conticelli, fuori Masaro, mentre Caballero è accanto a Mister Yessi, pronta a tornare dentro quella che è la presenza numero 37 con questa maglia. Terza stagione in biancorosso per la giocatrice spagnola. Genif fa passare bene per Betigna che si gira, calcia e buca Scianamea per il vantaggio della Lazio. 6 minuti 42 secondi, si gira Betigna, beffa Scianamea e 1-0 per la formazione ospite. E dunque un tiro che sembrava innocuo, in realtà buca il Molfetta, passa in vantaggio la Lazio con Betigna Costa, che adesso torna in panchina al suo posto pantano. Luna, Valenzano, vediamo la reazione del Molfetta con Ginosa, all'indietro la Dell'Ernia, alza la testa, cerca Luna, Genif per un attimo, poi ancora Dell'Ernia, non controlla Andrea Luna, rimessa laterale. Valenzano fa vedere intanto i segni della battaglia al signor Buonocuore, che allarga le braccia e le suggerisce di continuare a giocare. Barca alla battuta della rimessa. 7 minuti è passata in vantaggio la formazione della Lazio con il gol realizzato da Betigna. Diana Monteiro
palla sul piede e lancio lungo. Dell'Ernia per un attimo, Luna e Barca a lottare, la tocca la spagnola che la mette in rimessa laterale. Piccino e Caballero pronti ad entrare. Le indicazioni di Mister Iessi alla sua giocatrice, mentre Barca velocizza la battuta della rimessa perché stanno per scadere i 4 secondi. Conticelli, da Riccio, passa secco su Valenzano, Dell'Ernia con la copertura, poi Luna, Valenzano va da sola, cerca l'imbucata, trova una deviazione, trova il calcio d'angolo, prova a reagire il Molfetta che l'occasione più ghiotta l'ha creata con quella conclusione di Calais, poi ha avuto un paio di potenziali chance, cui però è mancata un po' di lucidità. Ginosa batte la rimessa laterale. Non bene. Pantano si impegna e la mantiene. Ripartenza della Lazio con Pantano. Luna protegge l'uscita di Laura Sciannamea, che poi prova a far correre Ginosa. È veloce Ginosa, in vantaggio su Riccio. Non c'è fallo secondo l'arbitro, si gioca. Protesta la panchina del Molfetta. Protesta anche Ginosa. Riccio ha rischiato tanto. Qui rischia invece Ginosa nelle proteste verso il signor Ottaviani. Ottaviani che si fa sentire. Rimessa laterale già battuta dalla Lazio. Conticelli. Riccio non passa su Ginosa. 2 contro 1. Ginosa alza la testa e cerca Valenzano. Barca nel frattempo ha capito tutto ed ha messo palla in rimessa laterale, mentre adesso tocca al signor Buonocuore far mantenere la calma alla panchina del Molfetta. Tutto risolto. Rimessa Molfetta con Ginosa. C'è Cavaliera pronto a ricevere. Ginosa, Caballero in avanti. Dell'Ernia mezzo a 2. Bene per Ginosa, nello spazio Caballero. Ginosa ci pensa e torna da Dell'Ernia. Rimpallata da Conticelli. Sciannamea in avanti. Pantano con la spalla. Poi cambia bene banda da Sara Riccio. Laterale classe 2005, torna da Monteiro e poi va nello spazio. Il tentativo di Monteiro. Palla sul fondo, fuori Ginosa, dentro Chiara Pernazza. Dell'Ernia. Pernazza. Caballero, Pernazza ancora. Pressa bene adesso la Lazio. Dell'Ernia, centralmente Caballero, controlla Barca. Grande recupero palla. Poi Pantano. Sciannamea l'attende lì questa palla. Dell'Ernia. Pernazza. Si fa vedere Valenzano. Pernazza da Dell'Ernia. Va a chiudere il triangolo. Palla un po' troppo lunga. Barca in vantaggio direttamente da Monteiro. Con freddezza da Barca per la ripartenza e per la superiorità numerica della Lazio. Sprecata però da Barca che sbaglia il passaggio. Cosa un po' insolita per una giocatrice della sua qualità tecnica. Dell'Ernia. Sciannamea. Sbaglia Sciannamea. Riccio. Non c'è il portiere. E raddoppia la Lazio con Sara Riccio. Follia del Molfetta in fase di costruzione. 2-0 Lazio al Palapoli al 9° minuto. Ha raddoppiato Riccio con il secondo gol del suo campionato. Pronta Calais a rimettere in gioco la sfida. 2-0 Lazio, che ha sfruttato le due ingenuità del Molfetta. Sciannamea. Pernazza. Caballero in avanti dove non c'è nessuno. Fuori Pantano, dentro Masara. Adesso il Molfetta deve rimanere aggrappato alla partita, far passare questo momento e magari cercare di tornare sotto nel punteggio. Caballero. Sbaglia il passaggio. Conticelli, Calais intercetta, poi Sciannamea. Subito in avanti Caballero, detta linea di passaggio alla compagna. Barca, grande anticipo, poi Dell'Ernia. Bene da Caballero, ancora Caballero, area di rigore. Palla respinta in rimessa laterale. Pernazza. Sciannamea. Avanza palla al piede. Dell'Ernia. Prova a farla passare, sigla ritocca, rimessa laterale. Stiamo per entrare nella seconda metà di questo primo tempo. La Lazio è in vantaggio di 2 al Palapoli. I gol sono quelli di Bettigna Costa e di Sara Riccio. Dell'Ernia in buca. Barca ancora con un grande senso dell'anticipo. Poi Pernazza per un attimo. Conticelli mette ordine. Siclari.
palla in cassaforte, Monteiro alza la testa in avanti, l'uscita di Sciannamea in 2 tempi. Caballero, Pernazza, Calais, Pernazza, c'è solo Dell'Ernia che chiede palla, la riceve adesso la 5, numero di Dell'Ernia, Caballero, fermata da Barca, riparte Cecilia Barca, contrasto e falloso di Pernazza, calcio di punizione, insorge il Palapoli nei confronti del signor Buonocuore. Calcio di punizione, terzo fallo per il Molfetta. Dentro Piccino, fuori Dell'Ernia. Nuovo cambio per la femminile Molfetta. Sotto di 2. La formazione allenata da Mister Iessi. Diana Monteiro alza la testa, lancio lungo per Bretigna che la lascia lì per Masaro. Caballero allunga il piede, poi Bettigna in anticipo, Piccino, Pernazza in mezzo a 3, si deve liberare del pallone e trova Sciannamea. Cale colpisce in pieno Siclari però, e allora il possesso è della Lazio in 3 contro 3. Siclari, Masaro prova la puntata, murata da Piccino, c'è Caballero sulle tracce del pallone, finta Caballero, resiste alla carica di Barca che poi recupera sul pallone guadagnando non la rimessa laterale come si aspettava il capitano della Lazio. Resta però la grande giocata difensiva di Cecilia Barca, giocatrice davvero davvero importante per la Lazio, frenata nel corso della sua carriera da alcuni brutti infortuni, ma le cui qualità sono indiscusse. Caballero in avanti da Pernazza, chiude il triangolo per Caballero, intervento pulito di Bettigna Costa, calcio d'angolo per la femminile Molfetta. Resta a terra Caballero, ci è sembrato prendere il pallone Bettigna Costa, ma probabilmente nello slancio ha toccato anche la spagnola del Molfetta, che adesso però sembra pronta a rialzarsi. Calais intanto cerca spiegazioni nel confronto con Buonocuore, dubito le abbia ottenute, adesso prende posto nel cuore dell'area di rigore. Piccino scucchiaia, Pernazza per Caballero, palla fuori. Adesso alza la pressione del Molfetta, chiara le indicazioni di Mister Iessi, stiamo lì, stiamo in pressione. Jenif, Siclari può appoggiarsi da Bettigna corpo a corpo con Piccino, palla che torna tra le braccia di Sciannamea. Calais in avanti, Masaro per un attimo, rimessa Molfetta, 8:31 per chiudere il primo tempo. Calais cerca addirittura la porta, un gol che non sarebbe stato valido perché era da rimessa laterale. Bettigna si gira, arriva il raddoppio vincente di Calais, Siclari è su tutti i palloni, Piccino cerca Caballero, Siclari è ancora sulle tracce di quella sera. Caballero dopo il recupero di Piccino, corre Caballero per Arianna Piccino, sola contro il portiere, Monteiro la tocca, poi la palla resta per Calais che fa 2-1 per il Molfetta. Calais, azione un po' confusa, un po' di batti e ribatti, un po' di deviazioni, poi il tiro di Calais trova in qualche modo la rotta vincente per oltrepassare la linea rossa e per determinare il 2-1 del Molfetta, secondo gol stagionale della brasiliana. Torna a -1 la formazione del presidente Giagnorio. Fuori Caballero che ha fatto molto bene in questa ripartenza dopo lo scippo di Arianna Piccino. Brava Caballero a portar palla ad allargare per la compagna, mentre la cronaca ci riporta questo lancio di Siclari direttamente sul fondo. Occhio perché è partita Enrico con un'autostrada, non l'ha vista Sciannamea, prova a servire adesso Pernazza, quando ormai però la Verve si era un po' smarrita, rimessa per la Lazio. 7:56, partita divertente al Palapoli nonostante qualche errore tecnico di troppo, ma c'è tanto agonismo. Jenif, Bettigna la gira, Piccino che è entrata bene in partita la mette in calcio d'angolo. Questa può essere una risorsa per Mister Iessi, panchina lunga, dunque c'è sempre la possibilità di attingere a energie fresche. Siclari batte il calcio d'angolo, fuori da Bettigna, calcia Bettigna, Calais, poi il tiro di Conticelli con deviazione, calcio d'angolo, non secondo l'arbitro, rinvio dal fondo secondo Buonocuore, non è d'accordo Conticelli. Sciannamea, Piccino alza la testa e va da Pernazza. Enrico chiede palla, Pernazza la serve in questo momento, cercata Calais, forse ingannata dal mancato intervento di Bettigna. Monteiro, Jenif, adesso la pressione alta del Molfetta. Siclari da ultima rischia un po' sulla pressione di Calais,
Conticelli in avanti, Enrico di testa in rimessa laterale. Pronta Sousa in casa Molfetta a fare il suo debutto in questa gara. Calcettista portoghese, classe 96, ex Viseo, ex Lusitano, la prima esperienza in Italia. Laterale mancina, Genif, Siclari, sempre Calais su di lei. Siclari adesso si lamenta un po' con le compagne di squadra, chiede un appoggio, un passaggio semplice, probabilmente a Betigna. Siclari cerca proprio Betigna contro Enrico, la tiene l'ex Altamura, gran palla per Genif, Genif! Determinante Chiara Pernazza, vale un gol questo intervento dell'ex giocatrice del Bitonto. Rimessa Molfetta, Molfetta che si è presta però poi deve coprire campo all'indietro, soprattutto sui rimorchi di Betigna, mentre Scianamea si allarga per offrire un nuovo passaggio a Pernazza. Enrico, Pernazza, parte Enrico, Pernazza la cerca, gran palla di Pernazza, Enrico la tocca Monteiro, calcio d'angolo. Non secondo l'arbitro, rinvio dal fondo. C'era parso di sentire il tocco del portierone della Lazio sulla conclusione di controbalzo di Enrico. Non secondo l'arbitro, altro lancio lungo, Enrico di testa anticipa tutti. Rimessa laterale, si sono alzati ulteriormente i ritmi di questa gara. Sempre 2-1 Lazio, ma adesso il Molfetta spinge rinvigorito dalla rete di Calais. Genif, Conticelli, Genif rischia un po' su questa pressione di Calais. Siclari, Pantano, Siclari, Conticelli piccino su di lei, Siclari in avanti, Pantano col petto la controlla, prova a mettersi in proprio, Calais tocca per ultima la giocatrice della Lazio, la rimessa del Molfetta con Enrico che lascia il pallone, il compito a Calais. Enrico, Scianamea, Molfetta rischia ancora un po' su questa uscita, alla fine Enrico spara lontano la sfera. Siclari, Genif cerca Pantano, Enrico in anticipo, Piccino non controlla, Pantano servita da Siclari, torna da Sara Conticelli, si deve risistemare il Molfetta. Genif, la parallela di Siclari, Genif va in porta con deviazione, colpisce anche il palo esterno, calcio d'angolo. Pronta Genif, occhio a Conticelli, servita, calcia, Pernazza anticipa, anche Scianamea fa ripartire Enrico sola però contro maglie gialle, può far poco Enrico, torna bene da Pernazza, Calais si sbraccia per ottenere questo pallone, Genif va forte in pressione, spinge Calais, punizione Molfetta, secondo fallo della Lazio. 5:41 da giocare, fuori Piccino, dentro Sousa, prende il 5 di Mister Yes Ariana Piccino, che ha impattato e come se l'ha fatto su questa gara. Sousa, Enrico per Pernazza, larga Calais, suolata all'indietro, Sousa, rimessa laterale per il Molfetta. Pronto Enrico, ecco Calais a proteggere il pallone, bene da Sousa, Conticelli salva la Lazio, guadagna anche rimessa laterale. Dentro Barca, fuori Genif. Siclari, Barca in avanti da Pantano, Pernazza lascia correre, rinvio dal fondo per Laura Scianamea. 5:16 per chiudere il primo tempo. Pronto a togliersi la casacca Andrea Luna. Calais da Sousa. La portoghese non passa su Barca, che tocca però per ultima. Pernazza, Scianamea. In avanti, Calais anticipata da Barca, poi Pantano, Barca ancora da Siclari. Pantano alza la testa, cerca spazio per calciare, non lo trova, lascia lì per Siclari, non passa su Pernazza, poi Sousa un po' indecisa sul da farsi. Molfetta deve allontanarsi da quella zona. Enrico, Pernazza, resta lì però forte impressione Pantano, allora Calais fa correre il pallone, tocca Conticelli in rimessa laterale. 4:40 per chiudere il primo tempo. Calais si gira verso la panchina, chiede il cambio, dentro Luna, fuori Siclari, dentro Masaro. Pernazza da Sousa,
Non passa, ma guadagna rimessa la portoghese del Molfetta. Qui Massaro deve rispettare la distanza. Allora Luna, Pernazza, Enrico. Ancora rimessa laterale per il Molfetta. Luna prova ad andare da sola per Pernazza, che la lascia lì per Luna. Arriva Massaro, determinante, calcio d'angolo. Bella triangolazione sull'asse, Andrea Luna, Chiara Pernazza. Sarà calcio d'angolo per il Molfetta. Luna scucchiaia, Enrico al volo, non calcia. Rinvio, persa palla per il Molfetta, rimessa in gioco dalla Lazio con Sara Conticelli, in banda da Massaro. Lascia sul posto Enrico, imbuca Sousa per un attimo, poi Barca, controlla, avanza, calcia, deviazione e calcio d'angolo. 4 minuti esatti al termine del primo tempo. Molfetta 1, Lazio 2, dice il tabellone. Batte il corner la Lazio, Conticelli non riesce a calciare verso la porta. Adesso è Valenzano, pronta sul cubo del cambio. Pernazza, Enrico alza la testa, cambia banda, Sousa. Sulla sua parallela c'è Luna che controlla, fa sportellate con Barca, prova la finezza col tacco, chiude le gambe Barca per concedere solo rimessa laterale, non far passare quel pallone lì. Pernazza alza la testa, Enrico, numero di Enrico su Pantano, calcio di punizione e cartellino giallo inevitabile per la numero 2 della Lazio, secondo il signor Raffaele Buonocuore. Calcio di punizione, terzo fallo della Lazio, ancora lontana dall'esaurimento del bonus, con 3:35 da giocare, ma punizione da posizione interessante per il Molfetta, che può provare a imbastire uno schema. Sousa sul punto di battuta, confabula con Enrico. Fischia Buonocuore, Sousa ed Enrico sul punto di battuta. Poi indeciso il Molfetta, Sousa. Non un grande schema quello biancorosso. Facile per Monteiro, che fa correre Conticelli, palla direttamente in rinvio dal fondo per Sciannamea. Lontano Sciannamea per Luna, che non controlla questo pallone. Fuori Sousa, dentro Valenzano. Monteiro, lancio lungo, Betigna ed Enrico, anticipata la giocatrice della Lazio dal capitano biancorosso. Ancora rimessa laterale. Finale di primo tempo importante per entrambe le squadre. Conticelli da Massaro, cerca Barca, palla imprecisa, rimessa laterale per Andrea Luna e per la femminile Molfetta. Enrico dell'Ernia, partita Enrico, cercata Valenzano, anticipata però da Barbara Massaro in rimessa laterale. Ultimi 3 del primo tempo. Luna, troppo potente questo suggerimento per Enrico, che infatti chiede calma alla sua compagna di squadra. Massaro trova la parallela per Betigna, che però non controlla. Allora Sciannamea subito da dell'Ernia. Enrico sulla pressione di Betigna, deve allontanare la minaccia, subisce anche il fallo, calcio di punizione. Quarto fallo per la Lazio.
Pronto Enrico alla battuta della punizione. Luna cerca Valenzano, lavora bene, spalla alla porta per Luna. Enrico è tutta sola sulla banda opposta, Luna la cerca con una palla troppo pigra. Allora Siglari per il 3 contro 2. Barca, c'è Betigna sul secondo palo, Dell'Ernia in estirata, salva il Molfetta, rimessa laterale. Siglari alla battuta. Betigna e Barca nel cuore dell'area di rigore. Masaro pronto a raccogliere lo scarico. Si gioca su Barca. Siglari all'indietro da Monteiro. Betigna si fa vedere. Monteiro va da Siglari. Poi Masaro. Barca contro Luna. Riesce a far sparire il pallone. Masaro, Siglari alza la testa. Arriva il raddoppio di Valenzano. Barca prova il colpo di testa. Palla direttamente tra le braccia di Laura Scianamea. Fuori Enrico, dentro Piccino. Luna controlla, Valenzano si va a vedere. Luna va da sola, prova a farla partire. Siglari sempre posizionata bene. Luna. Piccino. Dell'Ernia. Valenzano non controlla. Nel corpo a corpo con Masaro. Ultimi 2 di questo primo tempo. Sempre 2-1 per la Lazio. Molfetta che è tornata in scia con il gol di Calais. Siglari. Masaro, Siglari cerca Barca, anzi Betigna che non riesce a deviare verso la porta. Scianamea da Luna. Non si intende con Piccino, palla persa qui dal Molfetta, che dopo il gol del 2-1 ha spinto per qualche minuto. Adesso l'inerzia sembra essere nuovamente a favore della Lazio. Il Molfetta è da un po' che non si va a vedere dalle parti di Monteiro. Barca alza la testa, Valenzano intercetta, Dell'Ernia cerca Piccino, trova invece Valentina Siglari che cerca ancora Betigna. Murata, poi Valenzano, Masaro prima di tutti in rimessa laterale. Ultimi 90 secondi di questo primo tempo, con Piccino che batte la rimessa. Lì davanti c'è Valenzano, Dell'Ernia, Luna, Piccino, palla complicata, in qualche modo passa. Dell'Ernia cambia banda per Luna, si distende il Molfetta. Masaro per un attimo, Betigna dove c'è Piccino, poi Siglari sempre in vantaggio e sempre in anticipo. La corsa di Siglari, Siglari fermata da Dell'Ernia. Rimessa laterale per la Lazio con Barca. Siglari, Barca, Valenzano intercetta. È partita Dell'Ernia in transizione. Dell'Ernia, finta, Piccino, anticipata da Betigna in rimessa laterale. Pronta Dell'Ernia, subito da Piccino. Poi Luna, alza la testa, chiude il triangolo per Piccino, arriva Luna, Monteiro la tiene lì. Buona trama qui dal Molfetta. Pantano non passa su Luna, rimessa laterale. Siglari in avanti, cerca Pantano, Scianamea con sicurezza. Dell'Ernia, Piccino non passa, ancora rimessa per la Lazio. Ultimi 34 secondi di questo primo tempo. Molfetta 1, Lazio 2. Masaro, alza la pressione Valenzano. Barca per Masaro, subito da Pantano. Si gira, punta la porta e calcia Dell'Ernia. La tocca in rimessa laterale. Deve velocizzare Pantano. Stanno per scadere i 4 secondi a sua disposizione. Pantano in buca, la deviazione, poi Piccina fermata da Masaro. Non c'è fallo secondo l'arbitro. Enrico intanto prende il giallo per proteste. Signor Buonocuore non si fa molte amicizie tra gli spalti del Palapoli. Un giallo evitabile questo per Enrico.
Punizione, scusate, rimessa laterale a favore della Lazio. 23 secondi per chiudere il primo tempo. Cecilia Barca alla battuta. Finta di Masaro, fuori per Siclari che calcia. In un attimo Valenzano, poi Luna, fermata da Barca, non c'è fallo, poi sì, calcio di punizione e quinto fallo commesso dalla Lazio con 15 secondi ancora da giocare in questo primo tempo. Piccino dell'Ernia. Valenzano prova l'ultima azione del primo tempo, il Molfetta perde palla, Valenzano poi lotta, 8 secondi da giocare, Monteiro, Siclari in avanti, Valenzano intercetta, 4 secondi per il Molfetta, prova a calciare Luna con deviazione e calcio d'angolo, 2 secondi. Allora ha il tempo per imbastire l'ultimo possesso di questo primo tempo il Molfetta. Luna cerca l'imbucata, facile Monteiro, poi Barca allontana, finisce il primo tempo al Palapoli, femminile Molfetta 1, Lazio 2, a risentirci per i secondi 20 minuti effettivi.
Tornano in campo femminile, Molfetta e Lazio. Si riparte dal 2-1 con cui le biancocelesti hanno chiuso in vantaggio il primo tempo. I gol di Betigna, Costa e Di Riccio. Dall'altra parte ha risposto Calais. Partita vivace con occasioni da una parte e dall'altra. Sarà del Molfetta il primo possesso di questo secondo tempo. Davanti a Scianamea ci sono Enrico, Pernazza, Luna e Calais. Monteiro con Barca, Siclari, Conticelli e Betigna invece per mister Daniele Chilelli. Tutto pronto, sta per cominciare il secondo tempo. Ultimi dettagli da sistemare sulle due panchine. Buonocuore, fischietto in bocca. Ricomincia femminile Molfetta Lazio con Enrico. Pernazza in avanti da Calais che non riesce a controllarla. Monteiro. Luna di testa, Barca per un secondo. Poi ancora la 6. Sterza torna indietro da Siclari che trova il corridoio centrale per Betigna. Lavora bene, spalla alla porta, Betigna il pallone. Enrico commette fallo, calcio di punizione. Rischiato Enrico che ricordiamo essere ammonita. Punizione subito da posizione interessante per la Lazio. Mette dentro Ruffini per questa punizione. Fischia Buonocuore, punizione importante per la Lazio. Tentativo in porta! Vincente! 3-1 per la Lazio. Buca centralmente la barriera di Scianamea. Entra, fa gol su punizione. Torna in panchina Claudia Ruffini. 3-1 Lazio, parte subito con l'handicap. La ripresa del Molfetta che su calcio di punizione torna sotto di 2. Pernazza, Scianamea in avanti dove non c'è nessuno se non Siclari. Enrico, Luna, si deve scuotere adesso la formazione biancorossa. Calais, Enrico, Pernazza, Calais, detta il passaggio Enrico, grande lettura di Barca e grande anticipo della 6. Poi Conticelli, Betigna, Conticelli, Siclari a memoria, Calais intercetta, Pernazza ancora da Calais contro Monteiro, grande uscita di Monteiro, rimessa laterale. Eccola la reazione del Molfetta affidata alla sua numero 7. Pernazza batte fuori per Andrea Luna, colpisce Barca in rimessa laterale ancora. Prova a scuotere le sue ragazze mister Iessi. Luna cerca il tiro, non c'è deviazione, rinvio per Monteiro. Si appoggia sempre da Betigna, la tiene Betigna, lavora bene, spalla alla porta, ancora Betigna con la puntata, tocca Enrico in calcio d'angolo. Pronta Siclari alla battuta del corner. Siclari cerca Betigna, la palla resta lì, Enrico allontana la minaccia, Monteiro controlla con una coscia, poi cerca ancora il corridoio per Betigna che stavolta non riesce a controllare il pallone, sta rivelando un bel problema Betigna. Adesso la Lazio non va più a pressare, si abbassa nella sua metà campo, lascia spazio alla Molfetta. Fermata Luna da Conticelli, rimessa laterale, vuole battere veloce la spagnola biancorossa. In Enrico il passaggio più semplice. Pernazza, larga in banda opposta, Luna intercetta Siclari, Scianamea, dove però non c'è nessuno.
Conticelli, Barca, Enrico di testa, Conticelli perde il controllo visivo con la palla, Pernazza da Luna, avanza Luna, Calè non controlla, rinvio dal fondo. 2 minuti 5 secondi andati via. La novità di questo avvio di ripresa è il 3-1 di Claudia Ruffini, classe 2002, entrata per calciare quella punizione, ha fatto gol, è tornata in panchina, sfruttato alla perfezione il suo mancino da Mister Chilelli. Qui intanto cerca l'acrobazia Betigna, non trova però precisione. Enrico, mentre è pronta Dell'Ernia, quinto di movimento per il Molfetta. Pernazza, Dell'Ernia, cerca Calè, non trova però la compagna. Attenzione al lancio lungo, Enrico in anticipo, Luna si impegna e non la mantiene in campo. Prova subito quinto di movimento Mister Iessi a scardinare la retroguardia della Lazio. Conticelli alla battuta, Barca, Conticelli, Siclari a memoria in avanti per Barca, Scianamè in 2 tempi, poi subito da Luna. Vediamo se cambia il portiere nuovamente o no. Sembra di no. Provato a sfruttare probabilmente l'effetto sorpresa. Pernazza intanto cerca la fuga. Pernazza, Monteiro le scippa il pallone da sotto i piedi. Betigna avanza e torna all'indietro, trova Calè, ancora Betigna, Siclari non controlla, rimessa laterale, chiama il cambio Mister Iessi a Scianamea, è pronta Dell'Ernia. Adesso alza la pressione la Lazio, non c'è il portiere e Betigna segna il gol del 4-1. 3 minuti e 16. Sfrutta subito l'assenza del portiere di ruolo la Lazio. Betigna 4-1. La Lazio ha appena visto l'inserimento di Dell'Ernia con la maglia verde, è andata a pressare, cosa che fa anche in questo momento. Allora Enrico butta lontano la palla, un po' di confusione Casa Molfetta. Questi 2 gol sicuramente sono stati un macigno sul morale delle biancorosse. Pronta Conticelli a battere la rimessa, Monteiro in avanti, Calè intercetta, Luna, Pernazza, Luna prova a correre su questo pallone, Monteiro lo scorta verso l'uscita con un brivido, ma riesce a mantenere il possesso della sfera. Siclari alla battuta, Monteiro lontano, cerca Betigna, ancora l'aggancio di Betigna, straripante Betigna, 5-1 per la Lazio, time out per il Molfetta, ma che giocata ancora di Betigna Costa. (16 minuti 15 secondi al termine della gara femminile). Molfetta 1, Lazio 5. Betigna è salita in cattedra in questa ripresa con 2 gol di pregevolissima fattura.
falsa partenza sul calcio d'inizio. C'è sempre Dell'Ernia con la maglia verde del portiere. Adesso c'è Caballero, cercata da Pernazza. Caballero controlla, non riesce a girarsi, guadagna rimessa. Scucchiaia per Pernazza. Dell'Ernia alza ancora la pressione la Lazio e ancora una volta ruba palla. Poi Dell'Ernia, Bettigna stavolta non calcia. Pernazza è ultima, rischia qualcosa, salta l'avversaria, poi va da Calais, c'è possibilità di superiorità. Molfetta però si complica un po' la vita. Poi c'è il fallo di Barca su Calais, calcio di punizione. Pernazza. Adesso si abbassa la Lazio, telecomandata da mister Chilelli. Pernazza, Dell'Ernia, Pernazza, Luna cerca Caballero, Montero intercetta e calcia verso la porta, fuori di pochissimo. Dell'Ernia, Andrea Luna la tiene, spalla alla porta, poi Caballero, c'è Calais con spazio. Calais però torna indietro, non aveva visto probabilmente il movimento di Dell'Ernia, che adesso riceve. Luna, Dell'Ernia, lascia scorrere per Pernazza, poi Calais, Caballero, in buca per Luna, fuori di poco. Primo reale pericolo creato dal Molfetta col power play. Poi Barca, Siclari, Caballero per un attimo, rimessa laterale per la Lazio. Resta Dell'Ernia tra i pali. Barca colpisce Calais e ancora rimessa. Si rialza Calais, colpita in pieno da questa rimessa laterale. Barca si appoggia da Montero, Caballero va subito a pressare il portiere. Genif non controlla. Rimessa per il Molfetta, tornata a Sciannamea tra i pali, sarà lei a rimettere in gioco la sfera. Calais, Luna a memoria, non c'è nessuna perché Caballero andava dal lato opposto. Allora Cecilia Barca non si intende con Siclari, la rimessa laterale è della Molfetta. Pernazza, Sciannamea. Cerca Calais, controlla Masaro, il pallone che esce e termina rimessa laterale. 14:32, il tempo ce n'è per il Molfetta per imbastire una rimonta. Sembra un po' mancare lo spirito, la voglia di andare a riprendere questa partita. Poco fa l'occasione di Luna, la prima vera in questa ripresa. Ancora la spagnola da Calais che non controlla, rimessa laterale per la Lazio. Siclari, Monteiro, subito Pernazza, poi Siclari ancora in vantaggio, rimessa laterale. 14 minuti da giocare, più 4 per la Lazio sul 5-1. Luna contro Genif, ruba palla alla 10 della Lazio. Luna cerca di recuperare, in qualche modo ci riesce, non bene Valenzano, poi Barca, ancora una serie di rimpalli, un po' di confusione, cade Barca ma si gioca. Calais cambia banda, Luna va da sola contro Siclari, la palla resta lì, Masaro, palla tra le braccia di Montera che calcia, tanta confusione, un po' di contatti, un po' di spintoni. Rinvio dal fondo Sciannamea. Pernazza, Luna, Calais, Pernazza, rimessa Molfetta, torna dentro Dell'Ernia. Molfetta prova a giocare veloce su Calais, la gira da Pernazza saggiamente all'indietro da Luna, col power play il Molfetta. Dell'Ernia, Luna, Pernazza, Luna, poco movimento, allora la spagnola prova a liberarsi del pallone. Siclari per un attimo, arriva il tentativo di Barca, palla fuori.
Dell'Ernia velocemente da Pernazza. Supera il centrocampo, è pronta a ricevere la 5 del Molfetta. Calè. Pernazza lascia scorrere, capisce tutto Barca in rimessa laterale. Calè. Dell'Ernia. Calè. Dell'Ernia. Salta l'avversaria, torna indietro ancora da Calè. Luna in buca per il tentativo di Pernazza, che probabilmente anticipa anche Valenzano. Resta la paratissima di Monteiro, vicina al 5-2 la formazione padrona di casa. Dell'Ernia. Luna. Calè. Dell'Ernia. Luna torna indietro dalle parti di Calè, poi Pernazza, Calè, larga Valenzano. Adesso viene incontro per ricevere questo pallone. Valenzano. Dell'Ernia. Ancora Luna con l'imbucata. Barca puntuale, calcio d'angolo. Batte Luna. Imbuca da Valenzano. Non c'è fallo, si gioca Barca in rimessa laterale. Adesso non va a pressare la Lazio, accetta di difendere con questo 2-2 il quinto movimento biancorosso. Pernazza e Calè si scambiano il pallone. 12 minuti da giocare. Pernazza, Dell'Ernia. Calè, larga Valenzano. Calè alza la testa. Valenzano, troppa potenza nel suo tentativo, palla fuori. Fuori Dell'Ernia, rientra Sciannamea. Molfetta altissima impressione. Monteiro. Conticelli. Suola per Barca, lancio lontano, Pernazza lascia scorrere, facile Sciannamea. Poi Calè, subito il cambio con Dell'Ernia, chiede mister Iessi, arriva adesso la sostituzione con Calè. 11:40 da giocare. Dell'Ernia chiede palla, Calè alza la testa e serve la 5. Dell'Ernia, Calè, larga Valenzano, centralmente Pernazza, poi c'è anche Luna a chiudere il secondo palo. Prova Valenzano a cercare la compagna, trova una deviazione, trova il calcio d'angolo. Pronta Pernazza. Colpisce però l'arbitro, che essendo posizionato fuori dal campo ovviamente non fa parte, non è un ostacolo, e dunque la rimessa è per la Lazio, la palla è uscita. Questo sta cercando di spiegare il signor Ottaviani della sezione di Trieste. Palla persa dunque dal Molfetta, rientra Betigna, pericolo numero 1 per il Molfetta. Monteiro in avanti, cerca la 9 che stavolta non controlla. Resta una prestazione davvero maiuscola dalla giocatrice arrivata in Italia nella scorsa stagione per vestire la maglia dell'Altamura. Dell'Ernia intanto da Valenzano, spalla alla porta, Monteiro, Dell'Ernia alto sopra la traversa. Cerca la scintilla il Molfetta per tornare quantomeno psicologicamente in partita. Diventano tante però le occasioni non concretizzate. Pernazza, finta di Pernazza, prende il centro del campo, Betigna, straordinaria ripiegamento. Pantano va da sola, Luna davanti a sé, arriva Sciannamea direttamente rimessa laterale. Genif, lancio per Betigna, intercettato. Andrea Luna evita la rimessa, cerca poi Valenzano che cambia banda. Pernazza sulla sua parallela, Luna servita centralmente, cade Barca, non c'è fallo. Betigna si gira, salta Pernazza, ancora Betigna a corpo con Calè, guadagna rimessa, resta a terra però Betigna.
Si rialza molto dolorante Bettigna, ovviamente ci auguriamo non sia nulla di grave, che possa presto tornare in campo, forse la migliore in campo di questa gara. Calè batte la rimessa laterale per Luna, avanza Luna, palla però non precisa, è persa dal Molfetta, torna tra i pali Sciannamea, Pantano cerca Conticelli che non ha la stessa fisicità di Bettigna e si vede. Ginosa si accontenta, rimessa laterale, 10:26 da giocare, 5-1 per la Lazio. Molfetta spinge col quinto di movimento, Dell'Ernia, Luna chiude Valenzano il secondo palo, Luna perde l'attimo per servirle e chiede scusa. Calè, Valenzano, finta, Valenzano non calcia, Calè da Ginosa, Calè ancora, Ginosa, Calè, centralmente adesso va Dell'Ernia, si va da Valenzano, Monteiro in spaccata sul suo palo, calcio d'angolo. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, 4 le reti da gestire per la Lazio. Pronta Ginosa, cerca Luna, trova invece Pantano che senza portiere ci prova, non trova però la porta. Adesso va a pressare la Lazio. Luna cerca la giocata, rimessa laterale, chiude Pantano sulla sua banda. Calè, Ginosa, Calè, Dell'Ernia, Luna, Calè per Valenzano che non riesce a trovare la porta, Barca allontana, Calè ancora, Dell'Ernia, Calè, Dell'Ernia, Andrea Luna, la palla resta pericolosamente nel cuore dell'area di rigore, sarà calcio d'angolo per il Molfetta? No, secondo l'arbitro che non ha visto l'ultimo tocco della giocatrice della Lazio probabilmente. Lontana Monteiro, adesso l'arbitro fischia perché sta richiamando la panchina del Molfetta. Nel frattempo il suo collega aveva dato l'ok a riprendere il gioco. Rinvio per Monteiro. 9:06 da giocare. Conticelli non passa su Ginosa, Valenzano a memoria, dove però non c'è nessuna delle sue compagne di squadra. Pronta Barca, Conticelli la fa passare dove c'è però solo Ginosa. Valenzano non passa su Conticelli, non c'è fallo. Conticelli in mezzo a due, fermata da Ginosa con un fallo. Calcio di punizione per la Lazio. Fuori Genif, dentro Ruffini, che ha avuto il merito di segnare su calcio di punizione il gol del 3-1 dopo 20 secondi dall'inizio della ripresa. È stata sicuramente la chiave di volta di questa gara. Valenzano ruba palla, calcia! Monteiro, gran parata, calcio d'angolo. Prova a scuotersi un po' il Molfetta. Prima c'è il calcio d'angolo, torna dentro Dell'Ernia con la maglia verde da portiere. Ginosa scucchiaia, Dell'Ernia la mette giù, Calè, Dell'Ernia, Luna, Calè, Dell'Ernia in buca, secondo palo, Ginosa, la grandissima risposta di Monteiro che toglie dalla porta la rete di Ginosa. Gran parata di Monteiro. Dell'Ernia,
Luna in buca da Ginosa, Ruffini determinante con la punta del piede. Calè. Luna colpisce Barca, Dell'Ernia calcia, non trova deviazione, rinvio dal fondo. Adesso è il cronometro, il miglior alleato della Lazio. Continua a scorrere veloce, 8 minuti da giocare, poco più qui al Palapoli. Saldo vantaggio di 5-1 per la formazione biancoceleste, che qui non riesce a mettere giù questo pallone. Rimessa laterale per il Molfetta, nuovo cambio Dell'Ernia Sciannamea. Calè, Dell'Ernia, Calè lascia per Ginosa, che imbuca per il tentativo di Luna, che da 1 metro spara alto. Si dispera mister Iessi, la Lazio è già dall'altra parte con Ruffini. Pantano, fuori con deviazione, non secondo l'arbitro, rinvio dal fondo. Sciannamea rimetterà in gioco la sfera. Deve velocizzare Sciannamea, va poi da Luna, la Lazio resta in pressione. Allora palla persa dal Molfetta, sempre Siclari puntuale con questi anticipi. Rientra Gaia Dell'Ernia. Adesso alza la pressione la Lazio, che vuole mettere in difficoltà il giro palla del Molfetta per inserire Dell'Ernia. Palla per Ginosa! 5-2, torna in partita il Molfetta con Simona Ginosa. (7:27 da giocare). Il gol di Ginosa per provare a regalare un finale d'assalto al Molfetta. 7:27, tempo ce n'è. Il Molfetta deve dar seguito a questa bella iniziativa. Nulla ha potuto Monteiro, 5-2. Adesso la pressione di Valenzano. Siclari allunga per Barca, anticipata da Calè, rimessa alla laterale. Pronta Siclari. Lascia poi la battuta a Claudia Ruffini. Deve velocizzare Ruffini, trova Masaro, anticipata da Andrea Luna, in rimessa laterale. Si resta lì, in quella zona, in quel quadrato. Ruffini si fa vedere, Masaro intercetta Calè, passa Calè, poi fermata da Masaro con una gomitata, probabilmente una sbracciata. Non gomitata ma sbracciata, perché il colore del cartellino è giallo per Masaro. Questa è l'interpretazione di Ottaviani. Calcio di punizione per il Molfetta. Rientra Dell'Ernia, mentre adesso un po' di fatica per contenere le proteste della panchina biancorossa. Pernazza chiedeva a gran voce il rosso, che non però è arrivato. Terzo fallo della Lazio, 7 minuti e 10 da giocare. 5-2 per il roster di Chilelli. Calè, Dell'Ernia, Calè, la bene da Valenzano, controllo non perfetto, torna indietro. Calè, si riposiziona Ginosa, Calè va da Dell'Ernia. Luna controlla male, però perde palla il Molfetta, rimessa laterale ancora però per Gaia Dell'Ernia. 6:50, tempo ce n'è. Quello che prova a far capire anche Dell'Ernia, che chiede calma alle sue. Calè, rischia Calè, perde palla, Siclari non riesce a calciare. Valenzano colpisce in pieno Barca. Rischiato il Molfetta, ma ha rischiato anche la Lazio sul rimpallo, perché erano 2 contro 1. I rischi del quinto di movimento. Entrerà Piccinno per mettere un po' di ordine nel giro palla biancorosso. Calè da Valenzano, che prova l'imbucata con la punta, troppo alto per Luna, che non può arrivarci. Mister Chilelli chiama time out.
6 minuti 26 secondi da giocare, Molfetta 2 Lazio 5. Il gol di Ginosa ha riacceso gli spiriti del Palapoli, ma restano 3 gol da recuperare, che pochi non sono. Tutto la Lazio adesso è in possesso palla con Monteiro, che rimetterà in gioco la sfera. Torna Sciannamè tra i pali. Ovviamente c'è stato l'ingresso del portiere biancorosso per difendere da questa situazione. Monteiro da Siclari, solito lancio per Masaro, fermata da Arianna Piccino in rimessa laterale. Ruffini, Siclari cerca la botta verso la porta, trova una deviazione e trova un calcio d'angolo. Claudia Ruffini batterà lei il corner. C'è Barca che si fa vedere, taglia dentro Masaro, la palla è proprio per Barca, che non trova però la porta di Sciannamea. Rinvio per il portiere con la 23 del Molfetta. Dell'Erni è sempre lì, pronta a prendere il suo posto. Piccino alza la pressione però la Lazio, allora è difficile fare questo cambio. Siclari all'indietro da Barca. Ruffini alza la testa, fermata da Andrea Luna. 6 minuti esatti da giocare. Batte Siclari. Barca. Ruffini. Siclari colpisce in pieno Piccino. Ruffini, Siclari in avanti, Masaro, rimessa laterale Molfetta, batte veloce per Piccino, poi Ginosa, fermata da Barca, calcio di punizione. Rientra dell'Ernia, quarto fallo della Lazio. Piccino chiede il corretto punto di battuta della punizione e rimette in gioco la sfera per dell'Ernia. Sempre col quinto di movimento il Molfetta. Adesso è Piccino a manovrare il possesso. Dell'Ernia, Piccino, Calè dato a fare il vertice alto. Dell'Ernia, Luna, palla un po' pigra, allora Piccino cerca ritmo il Molfetta in questo giro palla. Piccino, Ginosa, deviazione e Luna non riesce da 2 passi a metterla in porta. Poi Monteiro calcia veloce, Ginosa la lascia lì, arriva Calè, Piccino, Calè prova a ribaltare il fronte il Molfetta. Calè da Luna, colpo di tacco, Ruffini, rimessa laterale. 5 minuti da giocare, 5-2 per la Lazio. Piccino, Calè, Piccino, dell'Ernia, Piccino da Calè, Piccino, dell'Ernia, Piccino, Calè cerca il varco giusto, dell'Ernia un po' in controtempo ma la tiene. Passa il tempo però e allora il Molfetta deve provare a velocizzare. Piccino in buca, fermata da Ruffini, grande applicazione difensiva della Lazio. Dell'Ernia, Piccino, non c'è spazio. Calè, adesso arriva dell'Ernia che controlla, calcia alto di poco. Risistema la pressione Misteriesi. 4:26 da giocare, si rialza Bettigna dalla panchina, tutto ok dopo lo spavento di qualche minuto fa. Masaro la tiene, Barca bene da Siclari, larga Genif, si va invece da Masaro, ancora l'ex giocatrice del Pero, raddoppiata da Luna che le ruba palla, poi Piccino, cambia da Calè, Piccino, Luna dentro nuovamente dell'Ernia, passato un altro minuto però, adesso ne mancano 4, dell'Ernia, Piccino, dell'Ernia da Luna in buca, la palla resta lì per Ginosa, poi Calè, fermata da Masaro, altra occasione del Molfetta. Dell'Ernia, Luna in buca, deviazione, Genif fermata da Ginosa, sta mettendo tutto quello che ha in campo Simona Ginosa per provare la rimonta. Luna fermata da Siclari,
3:30 da giocare, più 3 per la Lazio. Luna batte il corner per Piccinno, subito Calè. Piccinno prova a calciare, non trova la porta, rinvio dal fondo per Monteiro. Genif, Siclari in avanti da Betigna, anticipa Piccinno, non controlla Ginosa, Siclari sempre lei. Betigna, Ginosa lascia scorrere, Scianamea para e lascia lì il pallone. Rientra Dell'Ernia, Piccinno, Ginosa, buona finta di corpo, Luna deve cercare la parallela, non la trova, non c'è il portiere per Betigna. Betigna, mostruosa Betigna, prestazione maiuscola del pivot della Lazio. 6-2, partita in ghiacciaia per la Lazio, trascinata da Betigna Costa. (6-2) con 2:48 da giocare. C'è ancora Dell'Ernia con la maglia del portiere di movimento. Pernazza, Dell'Ernia, Piccinno, Calè, Dell'Ernia, Pernazza, in buca, ancora Monteiro in brasiliana, grande uscita, poi calcia, colpisce Ginosa, Calè allarga troppo in rimessa laterale, rientra Laura Scianamea fra i pali del Molfetta. 2:24, la Lazio si avvicina a grandi passi verso la seconda vittoria del suo campionato. Appuntamento ancora rimandato invece, almeno così pare, per il Molfetta. Nel prossimo turno renderà visita alla kick-off nella trasferta di San Donato Milanese. Per la Lazio invece l'ostacolo sarà il Bitonto di mister Guarino. Bitonto che a breve scenderà in campo al Palapanzini contro il Tiki-Taka in uno dei big match di questo terzo turno di Serie A Tesis. Ricordando che tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 per non perdersi neanche un'emozione, neanche un gol di questo avvio di stagione. C'è rimessa laterale battuta dalla Lazio con Barca che trova Riccio, che però non riesce ad arrivare, sembrava essere in traiettoria, probabilmente l'ha vista all'ultimo. C'è ancora Dell'Ernia come quinto di movimento, ultimi 100 secondi della sfida. Piccinno, Dell'Ernia, Pernazza, Dell'Ernia, Piccinno, Calè, Piccinno. Prossima gara casalinga invece del Molfetta sarà contro l'Audace Verona tra 2 domeniche. Piccinno qui sbaglia il suggerimento per Caballero. Monteiro 1:16. Betigna prende anche questa, non riesce però a tenerla giù. Il sesto gol della Lazio è stato quello che ha chiuso definitivamente i giochi. Il Molfetta sembra aver deposto le armi nonostante Dell'Ernia giochi come quinto di movimento. Caballero in buca, Monteiro prende anche questa, gran gara del portiere portoghese della Lazio. Poi Dell'Ernia ruba palla, calcia col diagonale, palla fuori. Ottimo l'impatto sulla Serie A di Diana Monteiro, l'ex giocatrice del Nova Semente dell'Amarense in Portogallo. Alla prima esperienza nel nostro paese. Sembra di essersi subito adattata al gioco diverso, allo stile. Portiere ideale poi per il gioco di mister Chilelli. Continua a dare indicazioni alle sue ragazze. 43 secondi al termine. Betigna lavora palla bene per Barca. C'è Dell'Ernia tra i pali. Buona uscita di Dell'Ernia, anche se non è il suo mestiere. Poi Piccinno ruba palla e va da Pernazza. 2 contro 1 del Molfetta. Pernazza fermata da Riccio. E poi Monteiro da Barca. 26 secondi. Barca aumenta il giro, il gioco della Lazio. Genif non controlla, rimessa laterale, 17 secondi da giocare.
errore nel tabellone. Si aspetta solo la sirena finale. 17 secondi, vediamo se Molfetta confeziona l'ultima azione del pomeriggio oppure no. Calè, Caballero in buca per Pernazza che non ci arriva, c'è anche una deviazione calcio d'angolo. 10 secondi al termine, poi sarà festa grande per la Lazio. Pernazza dietro da Piccino, 6 secondi, l'ultimo tiro, lo prova il Molfetta con Calè che cade, non c'è fallo, Piccino prova, Barca, suona adesso la sirena, scorrono i titoli di coda su femminile Molfetta Lazio, con la Lazio che si impone per 6-2 al Palapoli. Da Gabriele Pappola è tutto, a risentirci sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.